La scena è surreale. Da una parte ci sono i lavoratori che scioperano. Dall'altra parte della strada altri lavoratori con striscioni e slogan manifestano la loro rabbia. Stesso luogo, stessa ora, motivi diametralmente opposti. In mezzo stanno le forze dell'ordine, quasi perplesse, a verificare che i due gruppi non entrino in contatto. Accade a Padova, motore del nord-est che non perde occasione per farci capire quanto sia complessa la nostra società. Qui contrapposizione non ce n'è, nessuno si è messo contro nessuno. Ci sono solo, ripeto, 5.000 famiglie, forse di più, in Italia che non possono lavorare perché non c'è merce da vendere e nessuno la consegna. Il primo gruppo di lavoratori in protesta è infatti composto dai dipendenti di una società di logistica che lavora per conto della Gottardo, del cui gruppo fa parte la catena Ticotà. Sono in sciopero per un'avvertenza relativa a un magazzino lombardo, ma lo stop imposto alla movimentazione delle merci sta mettendo a rischio l'attività dei negozi Ticotà, che potrebbero trovarsi a loro volta senza merce sugli scaffali. E qui scattano la paura e la rabbia dei dipendenti della Gottardo, che hanno deciso di scendere in piazza per far sentire la propria voce. La situazione che si è creata è una situazione abbastanza grottesca, perché lo si vede anche dalle immagini, un gruppo di lavoratori, maggior parte iscritti alla CISL, che sono usciti con due striscioni, ho scritto Ticotà, belli, puliti e profumati, dà l'idea della cosa farsesca che è stata messa in moto. Abbiamo il personale dei nostri negozi, che sono in tutto 4.300 lavoratori, che ci stanno chiedendo di dare l'ok ad andare in massa presso il magazzino di Broni a far sentire la loro voce. Queste sono iniziative che stanno prendendo i nostri lavoratori e le stanno prendendo perché sono stanchi e sono molto preoccupati per il loro posto di lavoro. I lavoratori vogliono lavorare. Basta, questo parla. Questo qua. I lavoratori di Ticotà stanno difendendo il loro diritto di lavorare.